prologo inizia nel 1100 dell'era comune d.C., come vogliamo dire, quindi in un periodo altissimo stiamo parlando dell'alto medioevo, no? E allora uno si dice, ah caspita, parliamo dell'alto medioevo, stiamo parlando di un secolo dopo la morte di Pietro Seulo II, il doge che vede Venezia come visionario, proiettata verso il mare, poi anche colonialista in suo modo, insomma, per carità. Anche un uomo che avrebbe cambiato la fisionomia di quella che forse è una repubblica in una monarchia, quindi vabbè. Però stiamo in un periodo veramente molto, anche da un punto di vista della storia intesa come serie di documenti, molto difficile, nel senso che è un qualcosa che, sì, la storia medievale è la storia veramente quella difficile, la storiografia medievale la si fa quando si ha una conoscenza della paleografia, della letteratura, insomma veramente molto molto complicata. E partiamo da un fatto che risale al 1100 d.C. e il capitolo seguente, ovviamente lo dico in termini di gentilissimo sfottò ovviamente, è Genova 1918, quindi saltiamo di circa 900 anni, se non di più, e quello successivo è 10 aprile 2015. Ora, da un punto di vista della costruzione generale, questo non è un azzardo, è un triplo carpiato che rischia di spezzarti il collo. E lo dico perché laddove ci sono questi passaggi così drastici tra una nazione dell'antico, del medio e del contemporaneo, spesso lo scrittore si perde. Spesso lo scrittore romanziere, non faccio nomi perché non è il caso, ma ci sono appunto la scrittura narrativa che ha una pretesa di essere anche una spiegazione storica, spesso si incaglia, si incastra e la cosa non va avanti. E invece qui vedo che c'è una sorta di, appunto, poni delle premesse molto molto, come dire, ab origine, poi qualcosa di più vicino a noi, ma parliamo del 1918, sono 100 anni fa, se non di più, e poi arriviamo al contemporaneo, perché sono 7 anni prima della pubblicazione, quindi l'oggi sostanzialmente. La cosa che mi viene da chiedere è se questa narrazione, non penso che sia stata una sorta di flusso di coscienza, come dici, cioè tu dici che appunto, lasciamo perdere la questione personale del vaporetto, del tuo stress, perché appunto, forse non gliene frega a nessuno, nel senso sono fatti personali, ma la scrittura, quella terapeutica, come tu dici, spesso è terapeutica per chi la fa, ma per chi la legge è terrificante, no? Allora dici, porca carità di Dio, non mi fa leggere questa cosa qua perché appunto la mia ultima lettura di un romanzo terapeutico era, ve lo posso dire, tanto non c'è più, si chiama Mario Levi, era uno scrittore turco, ha scritto un romanzo di 1892 pagine. L'ho letto, ma vi assicuro che lui poi gli è passato il malore, ma io invece ho rischiato, dovendo leggerlo per una recensione, di lasciarci le penne. E la cosa che mi faceva molto, come dire, era ovvia è che questo migliaio di pagine mi portava in un mondo suo, ma francamente di questo suo mondo, come del mio nei confronti suoi, poco mi importava. Sì, una bella scrittura, definisce la vita di una persona, ho capito, ma il ruolo della narrazione, della narrativa di un romanzo non è quello di descrivere la mia giornata, anche perché se ve la descrivessi, cioè sarebbe una noia boreale, diciamolo così. Lo scopo è quello di dare a questa vita anche normale, perché facciamo delle vite normali, non siamo Indiana Jones, anche se tu vai più barca di me, ma è che dentro questi, come dire, questo tessuto si vede in colore diverso. Immaginate gli scrittori, intesi, non vogliamo compararci a scrittori come Singer, però perché per me Singer è uno dei grandissimi scrittori? Perché quella vita che lui ha vissuto e che descrive, titoli come Joseph Kolb, la famiglia Karnowski, dei fratelli Singer intendo, è una vita reale, non neanche tantissimo avventurosa, ma è vera, e il colore, il sapore di queste azioni vi fa sentire come parti della loro vita. Ecco, non è seguirle nelle loro peripezie o problemi psicologici, significa arricchirsi, vivere la loro vita e sentire che la nostra diventa doppia. Adesso questo, io l'ho percepito un po' questo, cioè è veramente come entrare in un Filippo Mazzariol all'età di 13 anni, un inizio di adolescenza da un punto di vista della capacità di sentire le sensazioni e poi arrivare a un oggi molto più maturo, un uomo fatto e finito, insomma, qualche modo non finito. Ma questo vi assicuro che è la cosa che mi ha entusiasmato di più. E appunto la domanda, la costruzione di questa trama narrativa molto a campi e a spazi e a tempi diversi, come nasce? Allora,
nasce, come hai detto tu, non è stata una stesura come la ritroviamo poi nel libro, liscia e diretta. Io ho cominciato a raccontare la storia ambientata ai giorni nostri. Sono partito dalla leggenda di Metamauco, che non so quanti di voi conoscano e che io ho sempre sentito fin da bambino, me l'hanno sempre raccontata. Eh, la leggenda narra di quest'isola, questa, che appunto la leggenda vuole posta fuori dalle bocche di porto del Lido, era sostanzialmente il porto di Padova, che dopo essere stata capitale della Venezia, ma non stiamo ancora parlando della Venezia della Serenissima, siamo un po' prima, quindi siamo appunto intorno al 1100 prima che il potere della città venisse spostato alle isole Realtine. In quel momento lì, a causa di un maremoto, si narra che l'isola sia affondata e quindi una sorta di Atlantide veneziana, no? Che sia affondata e che sia sparita con tutti i tesori e tutto quello che era presente all'epoca sull'isola. In realtà poi studiando e informandomi un po' per poter scrivere questo romanzo, ho scoperto che le ultime ricerche pongono l'isola più probabilmente all'interno della laguna. Però per molti anni in un pezzo del libro lo racconto, lo faccio proprio raccontare, si è pensato che l'isola si trovasse fuori dalle bocche del porto perché c'era un luogo che oggi chiamiamo Tegnue, che è proprio perché lì venivano trattenute le reti dei pescatori. I pescatori che provavano a pescare in quelle zone, in quei luoghi che erano ormai conosciuti, spesso si ritrovavano le reti impigliate e la conoscenza popolare diceva che lì ci fossero i resti dell'isola di Metamauco, si narrava c'era chi, pescatori, che ne raccontavano di sentire i rintocchi del campanile che arrivavano da sott'acqua, eccetera. Poi in realtà negli anni 50-60, quando sono arrivate le prime bombole da sub, hanno fatto le prime immersioni, hanno scoperto che in realtà sotto semplicemente c'era una zona di fondale che non era sabbioso come il resto del fondale, ma era un fondo roccioso e quindi un ecosistema a sé, un ecosistema a parte, ma che non c'entrava assolutamente nulla con Metamauco. All'ultima presentazione che ho fatto, un signore al pubblico mi ha detto: però una volta ho fatto un'immersione, ho trovato un muro sotto, e quindi non resta questo possibile mistero, questa voglia di credere magari a questa leggenda. E quindi appunto io sono partito da questa leggenda e ho voluto far vivere a questo protagonista, che è sostanzialmente il mio alter ego, un'avventura ambientata ai giorni nostri. Dopodiché da lì, appunto dopo un po' di studi che ho fatto, di ricerche che ho fatto, sono stato in grado di scrivere invece quei tratti di libro, quei pezzi di libro in cui racconto di com'era la vita nel 1100 e poi allora la parte relativa al 1918 in realtà è di pura fantasia e l'ho pensata perché fin da piccolo mi hanno raccontato le vicende di un mio bisnonno che era partito per la guerra, aveva fatto
era stato in Africa, eccetera, e c'è sempre stata questa idea in casa di poter un giorno ricevere la telefonata dall'America che ti dicano, perché poi è sparito, non si sa dove sia finito questo bisnonno. E da lì ho pensato di prendere spunto per scrivere appunto quel trafiletto, quella premessa relativa a il 1918. È stata però insomma una ricerca. Dopodiché ho cercato di incastrare gli eventi che racconto nel libro. C'è un momento in cui dal 2015 passiamo al 1986, in cui appunto il protagonista torna bambino e ricorda di quando ha saputo, ha conosciuto per la prima volta la leggenda di Metamauco. È un po' un salto, però alla fine credo che la storia fili, almeno dai giudizi, dalle recensioni che ho ricevuto, che la storia, nonostante questi salti temporali, fili comunque e appassioni comunque il lettore e gli faccia seguire il filo logico dell'avventura e della vicenda. Ecco. Adesso io direi che, insomma, non voglio aggiungere altro, direi che io confermo che fila e fonde benissimo, su questo non c'è dubbio. E niente, l'ultimo dettaglio è questo, lo diciamo tra di noi come, insomma, terricoli, isolani, non importa, ma siamo tutti veneziani, no? Nel senso che quella di Metamauco è una bellissima leggenda che quasi porta verso la menzogna, nel senso che tutta la storia veneziana, appunto c'è un libro accademico, si chiama appunto Le menzogne di Venezia, e racconta appunto come i veneziani si sono inventati delle cose creando quelli che sono i brand. Cioè, in realtà noi pensiamo che il logo, il brand sia una cosa commerciale degli anni del Novecento, 2 anni 2000, in realtà i veneziani inventarono delle storie così per darsi una dignità, per darsi una loro storia, una sorta di... Insomma, sono veramente tante le menzogne che inventarono i veneziani per darsi un tono, chiamiamole così. Poi queste menzogne alcune andarono perse, alcune andarono interpretate molto male, altre sopravvissero, e per esempio quella di Metamauco, che fosse un porto padovano, sì, forse c'era una città, non importa, immaginate le suggestioni di una vita di mare dove un rintocco sotto l'acqua è impossibile di fatto, no? Può diventare in realtà foriero di memorie o di pensieri di chissà che tipo. In realtà anche l'idea che ci fosse una sorta di porto padovano, o chiamiamolo della terraferma, no? Che continuava dentro la laguna, traduciamolo in termini storici, che cos'è? È una sorta di metafora dicendo che Venezia nasce da gente che lascia la terraferma e si rifugia in un'isola, le famose isole del rifugio. E quindi Metamauco è una sorta di leggenda, menzogna, mitologia, non importa, reinterpretazione, fantasia, ma che racconta un fatto storico, una sorta di fatto reale che vogliamo spiegare in termini così coloristici, con una città, appunto la famosa Atlantide, di casa nostra, che però appunto rimane nella coscienza della storia veneziana, di veneziani, di come lui appunto vede e conosce la città da dentro e da fuori, dal canale e dalla strada. Io vi ringrazio tantissimo, nel senso che veramente io vi consiglio la lettura, raramente consiglio le letture di cose che presento perché sembrano in automatico, come dire, che abbiamo chiamato mica per denigrare, ma in questo caso me lo sento proprio dal cuore. È un libro bellissimo, molto bello, si legge bene ed è secondo me una scrittura libera, fresca, molto piena di colori e di suggestioni. Grazie. Allora, grazie.